Buonasera, buonasera a tutti e a tutte e ben ritrovati al Teatro a casa tua, la rubrica web del Circuito ERT dedicata ai protagonisti e alle protagoniste della scena. Dopo aver inaugurato questa seconda stagione con Lella Costa, continuiamo ad occuparci di prosa e in particolare di uno spettacolo che vedremo in ben 5 teatri del Circuito ERT. Lo spettacolo in questione è Scusa, sono in riunione, ti posso richiamare e l'ospite di oggi è Gabriele Pignotta. Buongiorno, buongiorno, benvenuti, bentrovati. Grazie per Grazie. questa bella chiacchierata. Grazie a te per aver accolto il nostro invito, appunto attore, regista e autore di questo spettacolo. Quindi con te potremo parlare di molto, di tanti aspetti, di tanti punti di vista che riguardano questo spettacolo, in generale lo spettacolo dal vivo. Ma partiamo da "Scusa, sono in riunione, ti posso richiamare", che è una frase che tutti abbiamo sentito e probabilmente pronunciato molte volte e che in un certo senso è un vero e proprio tormentone generazionale per i quarantenni di oggi e non soltanto per questa fascia di età. Ci puoi raccontare di cosa parla lo spettacolo? Guarda, anche questo spettacolo, come moltissimi, come la maggior parte delle storie che sto scrivendo negli ultimi anni, ha di fondo un tema che a me sta molto a cuore, che è, diciamo, l'abbrutimento, la deriva più o meno grave a seconda poi della propria personale voglia di resistere ad essa, alla quale stiamo andando incontro in questa società che sempre più a causa naturalmente del diffondersi, dell'esplodere delle nuove tecnologie, dei social, dei reality, dei talent show, sta diventando una società dell'apparire, del successo a tutti i costi, dell'essere sempre davanti all'obiettivo, del preferire come dire, la rappresentazione alla sostanza, alla realtà. Siamo un po' tutti degli avatar ormai diventati, perché sui social noi siamo degli avatar. Questo spettacolo, che è di qualche anno fa, è stato scritto qualche anno fa, una decina di anni fa, iniziava nella mia, diciamo, così, percorso autoriale ad affrontare questo tema sbeffeggiandolo, ironizzandolo, dissacrandolo, come sempre mi piace fare, perché ricordiamo a chi ci ascolta che è una commedia in cui si ride allo sfinimento, ma tra una risata e un'altra si colpisce questo modo di essere. E questa appunto è la storia di 5 ex compagni di università che finiscono vittime di questo meccanismo, senza spoilerare troppo, ma lo spettacolo, che parte come una storia alla compagni di scuola, alla Grande Freddo, per citare dei classici, si trasforma poi in una, diciamo, rutilante commedia degli equivoci, proprio perché i protagonisti diventano vittime inconsapevoli di un reality, di un reality. Ecco, questo più o meno è Questa- la genesi, il tema che mi sta a cuore, raccontato sempre, perché se lo spettatore sorride capisce di più, perché la risata è un'arma che colpisce dritta al cuore, quindi ridi vuol dire che ti è arrivato il messaggio, ridi di te stesso, ridi delle cose che hai fatto 1000 volte anche tu, che vedi riprodotte sul palco. Sì, quindi è una sorta di riconoscimento, cioè di riconoscere delle tematiche, delle dinamiche come proprie, cioè sul palco comunque vediamo 5 amici, uno di questi sei tu, con un cast che vede come protagonista Vanessa Incontrada, con cui avevi già lavorato nel 2017 per lo spettacolo Mi piaci perché sei così. Com'è Sì, lavorare? l'ho conosciuta sul set del mio primo film, Che ti sposo ma non troppo, e lì è nato questo sodalizio artistico che è proseguito con il teatro e spero in tante altre future esperienze. Ma sai, Vanessa è un po' come te la immagini, molto istintiva, molto poco, come dire, strutturata, agisce di pancia e di cuore. Quindi una volta che entri in quella sintonia, hai sempre davanti una persona generosa e che affronta queste storie con sincerità,
restituendo al pubblico esattamente quello che un regista, un autore o un collega, in questo caso anche, si aspetta. Certo, e che fa passare poi che fa attivare esattamente quel meccanismo che dicevi, cioè quella risata, ma che porta poi anche a una riflessione. Citiamo anche gli altri membri del cast che sono anche altri Certamente, fanno parte ormai attori con cui stabile della mia compagnia, sono Fabio Avaro, Siddhartha Prestinari e Nick Nicolosi. Ecco, Fabio Avaro stiamo vedendo, Siddhartha Prestinari e Nick Nicolosi, un bel gruppo di attori belli, come dire, convincenti nella loro spontaneità e nella loro generosità. 5 note diverse, uno spettacolo veramente travolgente. e appunto, siete 5 amici e il fatto di lavorare insieme, diciamo, raccontaci un po' di dietro le quinte, lavorare insieme, magari aver già portato in scena questo spettacolo, appunto, anni fa, non magari con lo stesso identico cast, che effetto fa tornare a teatro, anche poi in questo periodo un po', pieno di incertezze e farlo così, voi insieme? Allora, il fatto di lavorare con persone di cui ti fidi perché c'è un rapporto umano di amicizia e ti consente di stare più rilassato e di non avere quei contesti lavorativi che spesso nel nostro contesto, in cui spesso nel nostro contesto ti trovi, che sono quelli in cui ti devi difendere, devi capire chi sta facendo buon viso a cattivo gioco, chi è alleato, chi ti racconta una cosa, quindi stai sempre un po', come dire, in continua tensione. Naturalmente la tournée teatrale, come immaginerà chi ci sta ascoltando, è un condividere tutta la giornata, quindi non solo le 2 ore che sei in teatro, ma tutto il resto del tempo che si passa o a viaggiare o a mangiare o a vivere il proprio tempo libero. Quindi, come immaginerai, condividerlo con degli amici non solo ci si sente sempre supportati e quindi con delle persone di riferimento, perché comunque la vita va avanti e ti senti sempre contornato da affetto, calore, ascolto, ma stai rilassato e ti diverti. Quindi questo, tra l'altro, è uno dei motivi per cui Vanessa, che ormai è entrata a far parte, ha scelto questa compagnia anche come la sua compagnia, perché fa teatro ultimamente solo con noi, e di questo la ringrazio pubblicamente, ha proprio apprezzato questo aspetto, oltre alla qualità degli spettacoli ovviamente, dei ruoli, eccetera, eccetera, si diverte, nel senso che gli piace questo meccanismo che spesso sui set invece non hai, perché sui set fai 8-10 ore di lavoro intenso, quindi molto stressante. La tournée teatrale, una volta che lo spettacolo è pronto, è una compagnia di giro e che quindi vive tutti quei momenti di grande. E quindi ne potrei raccontare 1000 di aneddoti. Siamo molto. Ritorniamo ragazzini, quindi scherzi, canzoni a squarciagola in macchina col finestrino abbassato, cenette fino a tardi dove ti racconti tutti i segreti, tutte le intime confessioni, o dove metti in mezzo a turno uno del gruppo, shopping insieme, si provano i ristoranti, insomma, è una fatica che viene ben compensata dalla gioia di condividere questo bellissimo mestiere. Quindi è tutto vero, diciamo, non sono solo non è che si immagina soltanto la tournée così, ma con la giusta compagnia si traduce anche in realtà. Bravissima, è come fare una vacanza, se vai con persone con cui non ti trovi diventa una vacanza faticosa. Se invece funziona l'alchimia tra il gruppo di viaggiatori, perché in fondo il teatro è un viaggio, perché ti sposti, cambia il pubblico, cambiano i teatri, cambia il clima e di fatto è un viaggio, quindi se i tuoi compagni di viaggio sono riconosciuti come compagni di viaggio, diciamo, compatibili, e tutto diventa più bello, più travolgente. È Beh, ma fondamentale per me e per tutti noi. Io ho sempre dato questa impostazione. e quindi diciamo che è il momento in realtà di ricordare la abbastanza ricca e intensa tournée che farete nei teatri del circuito est, Neanche quindi me la ricordo per fortuna per quanto è è ricca. intensa, no, ci penso io così lo ricordo al pubblico che così sa come trovarvi e come E venire a dove? vedere Scusa sono in riunione.
ti posso richiamare, che sarà il 2 dicembre a Latisana, il 3 e il 4 dicembre a Maniago, il 5 a Muggia, il 6 dicembre a Tolmezzo e il 7 dicembre a Gemona del Friuli. Quindi un bel percorso anche dal mare alla montagna del Friuli Venezia Giulia, e lo spettacolo appunto inoltre è prodotto da artisti associati, quindi una realtà con cui collaboriamo molto e con cui tu stesso hai lavorato parecchio. Qual Sì, è il tuo rapporto con la nostra regione, col Friuli ecco, Venezia Giulia? bravissima. Questo è un altro aspetto fondamentale della tournée, è conoscere dei luoghi dove non hai spesso la fortuna o la lungimiranza di trovartici, se non perché ti ci porta un amico, un parente, no? E questa è una cosa meravigliosa. Il Friuli, Venezia Giulia è una regione che si è proprio dischiusa ai nostri occhi, soprattutto così nei dettagli, no? Anche Cormons, Gradisca di Sonso, Gorizia, che sono i luoghi di dove artisti associati gestisce direttamente dei teatri. È stata una scoperta bellissima, una terra bellissima. Tra l'altro ho scoperto che questa distinzione tra giuliani e friulani importantissima, che per esempio non mi era sfuggita, dei paesaggi veramente che cambiano ma che offrono tantissimo, sia da un punto di vista enogastronomico e sia da un punto di vista paesaggistico. Tra l'altro sono venuto in tutti i periodi dell'anno, perché quest'estate eravamo lì a far debuttare un'altra commedia che spero presto faremo da voi, che è Tre uomini e una culla, e siamo stati d'estate. Poi sono tornato una settimana fa, invece, che l'autunno, con questi colori meravigliosi ai bordi del fiume, quando passano queste strade bellissime, insomma, c'è veramente, come dicevi tu, una varietà tra mare, montagna, collina, vini, cibi buonissimi, insomma, viva il Friuli Venezia Giulia, bellissima regione, di bella gente. Tra l'altro ho notato, ma è una cosa personale, un posizionamento geografico a nord, ma un calore e una apertura al divertimento, all'accoglienza del forestiero quasi da sud, se proprio vogliamo fare questa distinzione. Cioè, molto colore, gente vivace, allegra, ospitale, viva, siamo proprio contenti. Quindi cioè, speriamo di ritrovare tutto questo nella tournée, e appunto hai anticipato tu che tornerai in Friuli Venezia Giulia in un'altra stagione, la primavera, con Tre uomini e una culla, una nuova commedia per cui curi l'adattamento e la regia, e sarai sul palco insieme ad Attilio Fontana e Giorgio Lupano. Eccoli qua, bei Esatto. ragazzi. Ci puoi presentare così, proprio in due parole, un piccolo spoiler su quest'altro appuntamento che ti vedrà nella Allora, lì nella capiamo un attimo intento. Mentre qui proseguiamo l'opera da drammaturgo, da commediografo dovrei dire, e quindi Scusa su una riunione, Toilet, che è un altro spettacolo che ho fatto dalle vostre parti, che rifaremo anche molto volentieri, sicuramente sempre in zona. Questo è una operazione che nasce dalla volontà di riportare sulle scene un grande successo cinematografico degli anni Ottanta, una commedia francese che appunto è Tre uomini e una culla di Colin Serrault, che negli anni Ottanta spopolò, ed è la storia di questi tre scapoloni che oggi si direbbero, si dicono single, che si divertono, fanno una bella vita, hanno un bel lavoro, hanno una bellissima casa, tantissimi amici, feste, donne, bla 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 bla, e il caso vuole che un giorno, aprendo la porta, si trovano una culla con questa bambina che stravolgerà le loro vite e farà tirare fuori il loro senso di paternità, che mi coglieva e mi coglie questo tema preparatissimo, perché io ho una bambina di 4 anni, e quindi questo passaggio da singolo incallito a papà l'ho fatto volentieri, è una cosa meravigliosa, e quindi ho diciamo anche amplificato la poesia di diventare papà, che è una cosa meravigliosa. E quindi, insomma, ci diamo un appuntamento a breve termine con Scusa sono in riunione, e uno, diciamo, in primavera con Tre uomini e una culla. Ci starà appunto
modo di incontrarsi a teatro in molti luoghi del Friuli Venezia Giulia. E per questo appunto io ti ringrazio, grazie Volevo Gabriele. solo dire una cosa, Angela, ricordare agli spettatori che il teatro, per come ci stiamo organizzando, i teatri sono tutti luoghi molto sicuri, che le persone che stanno già venendo lo hanno capito. Io ho avuto del bellissimo riscontro di pubblico anche pochi giorni fa a Cormons, si divertono, è tutto curato, tutto predisposto affinché il divertimento, l'allegria e la leggerezza torni ad essere fondamentale, quindi scacciamo via qualsiasi tipo di paura perché noi stiamo attentissimi, oltre al fatto di farvi divertire, emozionare e condividere, anche a farvi stare assolutamente tranquilli. Quindi ritornate a teatro con slancio e tranquillità perché noi lavoriamo per voi. Grazie, mi sembra il messaggio perfetto per chiudere questa nostra chiacchierata, quindi grazie, grazie Gabriele Grazie a te, Bignocca per grazie a essere voi. stato con noi. Grazie a voi, a presto, vi aspetto a teatro. Esatto, e a teatro tutte le date, tutte le informazioni le potete trovare sul nostro sito ertfvg.it. Il Teatro a casa tua torna invece sulle nostre pagine Facebook e YouTube tutti i giovedì con gli approfondimenti con i protagonisti e le protagoniste della scena. Tra l'altro in questo Grazie a caso è tutti. proprio a casa mia perché come vedete sto in camera da letto, quindi proprio il teatro a casa mia, più di così non poteva essere. Letteralmente. Grazie, grazie a tutti e buona serata. Grazie a voi.